Approvato dai sindaci della conferenza dell'ASL 4 il bilancio di previsione 2019 che chiude a 222 milioni di euro. L'azienda deve fare fronte al taglio di oltre 1 milione di trasferimenti regionali. La sezione diocesana della Fondazione Antiusura conferma il suo impegno per affiancare le persone in difficoltà. 14 finanziamenti erogati a fronte di 72 casi ascoltati. Nel 2018 sono stati erogati quasi 85.000 euro. Le bracciate di solidarietà con il trofeo Chiara Rama organizzato dalla Rapallo Nuoto, 200 atleti in vasca per offrire sostegno psicologico ai familiari e al personale del Guscio dei Bimbi dell'Istituto Gaslini. La testimonianza di Monsignor Romero attraverso l'arte. Domenica Rapallo, la presentazione dell'opera digitale di 6 artisti promossa da Gabriella Bairo Puccetti. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, questa mattina c'è stato il via libera da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'ASL 4 Chiavarese al bilancio di previsione 2019 dell'azienda sanitaria locale. Il documento contabile, insieme a quello triennale, è stato illustrato questa mattina a Chiavari dalla direttrice generale. Per i prossimi 3 anni sono previsti investimenti strutturali per circa 13 milioni di euro. Tra le voci di spesa che nell'anno in corso, vedranno un incremento, nonostante il taglio dei trasferimenti regionali per oltre 1 milione di euro, c'è quello relativo al personale. Sentiamo. Abbiamo assolutamente bisogno di aumentare le risorse umane, abbiamo l'intera copertura bilancio, quindi questi 2,6 milioni in più sono previsti per l'assunzione di personale. Un 2019 che vedrà l'assunzione di nuovo personale per la ASL 4 Chiavarese e quella relativa ai costi del personale, ipotizzato un aumento di 2,6 milioni di euro compreso l'atteso rinnovo contrattuale di categoria, la voce più consistente nelle variazioni previste nel bilancio previsionale 2019. Il documento, che chiude a 222 milioni di euro, è stato presentato dalla direzione dell'azienda sanitaria del Tigullio ai sindaci della conferenza dell'ASL 4 riuniti nell'aula consigliare di Palazzo Bianco a Chiavari. Complessivamente scendono di 1,5 milioni di euro le risorse rispetto al 2018. Il bilancio consuntivo definitivo sarà approvato entro il mese di aprile. Questo a causa della riduzione di oltre 1 milione di euro di trasferimenti dalla Regione Liguria, differenza a cui l'azienda farà fronte con una riorganizzazione della spesa e senza compromettere gli investimenti programmati. Quest'anno non andremo ad agire su innovazioni strutturali particolari, ma fortunatamente le nostre previsioni negli anni passati sono state strategiche e quindi noi abbiamo assicurato all'azienda tutti gli investimenti che erano necessari per fare fronte alle innovazioni che sono assolutamente necessarie. Per fare fronte alla riduzione dei trasferimenti, inoltre, l'azienda ridurrà gli accantonamenti e l'acquisto di beni per quasi 2 milioni e 600 mila euro. Il 2019 vedrà l'acquisto per l'ospedale di Lavagna di una nuova TAC e di un sistema di analisi interoperatoria per i raggi X. Nel corso dell'Assemblea dei Sindaci, il direttore generale ha illustrato le diverse voci che compongono i capitoli di bilancio. Particolare attenzione è stata riservata agli investimenti programmati. Nel prossimo triennio saranno oltre 13 milioni di euro messi a bilancio per completare la riorganizzazione della rete ospedaliera iniziata quest'anno, 4,5 già disponibili a partire dal 2019. Il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna e il centro di riabilitazione del nosocomio di Sesti Levante sono le 2 grandi sfide che verranno affrontate con voci di spesa che nell'arco dei prossimi 3 anni superano i 3 milioni di euro. Ieri sera, poco dopo le 22:40, si è verificato un terremoto in provincia di Parma. La scossa ha avuto epicentro a 5 km a est di Borgo Val di Tauro ad una profondità di 8 km. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una magnitudo pari a 3. Non si registrano danni. La sezione della diocesi di Chiavari della Fondazione Antiusura conferma il suo impegno per sostenere le persone in difficoltà economica a risollevarsi. Nel 2018 sono stati 72 i casi ascoltati e 14 i finanziamenti erogati per un totale di quasi 85.000 euro. Sono stati 72 nel 2018 gli ascolti effettuati dalla sezione della diocesi di Chiavari della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso. Per 14 di questi è stato avviato un percorso di sostegno attraverso finanziamenti che complessivamente hanno messo in moto 84.750 euro. Dati in flessione rispetto al 2017, anno record con 20 erogazioni per un totale di quasi 159.000 euro, ma che rientrano nella media degli ultimi 10 anni di attività di una realtà che dalla sua nascita
nascita è rimasta sempre al fianco di coloro i quali attraversano un momento di difficoltà economica e che corrono il rischio di finire nella morsa degli usurai. Nel 2018 la tipologia dei bisogni fronteggiati dalla Fondazione risulta diversificata, con una prevalenza delle situazioni di debolezza imputabili alla precarietà del lavoro. In forte aumento anche le cessazioni di attività a causa dei risultati gestionali negativi. In questi ultimi 10 anni ammontano a 876.253 euro i finanziamenti affidati a 147 soggetti che anche attraverso un accompagnamento di tutoraggio finanziario hanno cercato di fare fronte, quasi sempre riuscendovi, ad una situazione di non accesso al credito bancario che impediva loro di risollevarsi. Negli ultimi 6 anni, a fronte di una crisi economica che si è fatta sentire, è triplicata l'entità dell'aiuto erogato, più 284,5%, facendo salire la cifra dai 2.128 euro, che era nel 2012, ai 6.054 euro del 2018. Va tenuto presente comunque che il dato medio riflette una certa erraticità delle richieste di aiuto, spiegano i responsabili della Fondazione, il cui importo varia in base ai bisogni che emergono caso per caso. Si va da richieste di poche centinaia di euro ad altre ben più rilevanti che peraltro all'interno di un tetto che di norma non può superare i 30.000 euro. Quest'anno i dati del consuntivo sono stati suddivisi anche rispetto ai 3 distretti sociosanitari che compongono il Tigullio. Si è visto così che più della metà delle persone finanziate, 8 su 14, per un ammontare di 58.600 euro, risiede nel distretto chiavarese, che oltre a Chiavari, Levi e Lavagna comprende le valli Fontanabuona, Sturla, Graveglia e Aveto. Nell'area sestrese, che oltre al capoluogo comprende Moneglia, i comuni della Val Petronio ed alcuni comuni della provincia di Spezia, le erogazioni hanno riguardato 4 persone per un ammontare di 14.650 euro. Infine, 2 prestiti per un importo complessivo di 11.500 euro sono stati accordati a persone residenti nel distretto di Rapallo. E ora ascoltiamo la testimonianza di una donna che ha ricevuto il sostegno da parte della Fondazione Antiusura per risollevarsi da un momento di grave difficoltà. Domenica 24 marzo. Ho vissuto a Roma, lavoravo per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono andata via con uno scivolo per andare in pensione nel 2014, ma poi la legge Fornero ha cambiato tutto e mi sono trovata in fortissimo disagio. Sono finita ai servizi sociali e dai servizi sociali mi ha dato una grossa mano la Fondazione Nostra Signora del Soccorso. Tramite il loro aiuto ho potuto avere un prestito che sto pagando, che è di modesto importo, e che mi ha aiutato a pagare le spese condominiali e debiti che ho accumulato con banche, avendo dovuto utilizzare delle carte di credito, non avendo altri fondi per potermi comprare da mangiare e poter comprare le medicine. Volevo anche aggiungere che ho un aiuto, un sussidio dal comune di Rapallo, però ho un inserimento lavorativo dal lunedì a venerdì di 5 ore al giorno, che è una borsa lavoro, un inserimento lavorativo, e il comune mi dà 500 euro al mese. Ti svegli la mattina e non sai dove sbattere la testa, non sai come pagare questo, non sai come metterti un piatto di pasta davanti da mangiare, sicché è una cosa che non auguro veramente a nessuno e che non deve succedere mai più a nessuno. Come ha conosciuto la Fondazione Antiusura? L'ho conosciuta tramite la dottoressa Serventi, che è il punto di riferimento del comune di Rapallo, che mi segue. Mi sono trovata benissimo, ho trovato persone molto comprensive. A tutt'oggi ho il loro appoggio in momenti di difficoltà, sicché se non fosse stato per loro, come ho detto prima, sarei stato in una situazione di molta, ma molta più difficoltà. Le piacerebbe trovare anche un altro tipo di lavoro, un'altra attività? Sì, mi farebbe molto piacere, anche per poter diffondere la mia esperienza a ragazze giovani che hanno voglia di imparare le lingue, imparare anche come stare a fare le relazioni pubbliche in un ufficio, per poterle dare una mano, per poter essere più professionali possibile nel loro futuro. Si riunisce domani il Consiglio Comunale di Ne, che dovrà approvare diverse pratiche, fra cui tutte le imposte e le tariffe comunali, ovvero Tari, IMU, Tasi e addizionale IRPEF. Il Consiglio Comunale dovrà esaminare il documento unico di programmazione triennale e le modifiche ai vari regolamenti per l'applicazione delle imposte. La riunione avrà inizio alle 10.
E ora vi diamo conto di un messaggio Facebook che è stato pubblicato da Fra Benedict, il frate francescano che attualmente è il direttore di Radio Siriri, la nostra consorella emittente centrafricana. Questa mattina infatti sono stati celebrati i funerali di padre Toussaint, il religioso già direttore di Radio Siriri che è stato assassinato alcuni giorni fa in Camerun. Le foto che vi possiamo mostrare si riferiscono proprio alla cattedrale di Bouar, nella quale sono state celebrate le esequie, come vedete affollatissime proprio questa mattina. Il messaggio Facebook è molto semplice, è stato pubblicato da padre Benedict nella sua lingua, ovvero in polacco, ed è semplicemente un augurio: riposa in pace, fratello. E il 24 marzo di 39 anni fa veniva ucciso, proprio mentre celebrava la messa, l'arcivescovo di El Salvador, Oscar Arnulfo Romero, che aveva denunciato in chiesa e con la radio emittente della diocesi le violazioni ai diritti umani che subivano le popolazioni più vulnerabili. Le Nazioni Unite, proprio in questa giornata, celebrano la giornata mondiale del diritto alla verità su gravi violazioni dei diritti umani e alla dignità delle vittime. Proprio domenica 24 marzo a Rapallo sarà presentata Passione, Agonia, Martirio e Santificazione di Monsignor Romero, un'opera digitale curata dal Consiglio Organizzazione Mondiale Arte e Cultura con l'apporto di 6 artisti provenienti da diverse parti del mondo. Domenica 24 marzo alle 17 nella sala consigliare del Comune di Rapallo, presentazione dell'opera digitale realizzata da 6 artisti di nazionalità diverse dedicata a Monsignor Romero. Quali saranno i contenuti di questa che è anche un'antologia di arti varie? Esatto, si tratta proprio di un'antologia messa insieme da 6 artisti, come lei ha detto, di nazionalità diversa, che hanno voluto dimostrare che si può essere uniti e volerci bene, voler collaborare anche a larghe distanze, pur abitando in nazioni diverse. Questi sono artisti non soltanto di nazionalità diverse, ma anche di espressione artistica diversa. Il primo è un pittore digitale, ha realizzato il racconto di quest'opera con un mezzo visivo appunto digitale. Il secondo un poeta che, vedendo la sua opera, è rimasto colpito e molto favorevolmente, conosceva già la storia di Romero, ha deciso di ispirarsi ad ogni opera del collega artista per esprimersi con la sua arte, che è la poesia, per cui abbiamo quadro e poesia che corrispondono al momento in cui si vuole incidere, ecco, il momento che si vuole raccontare. Ne è scaturito un quadro, diciamo così, della personalità di Monsignor Romero, ma soprattutto che cosa della vita di Monsignor Romero ha colpito questi artisti? Senz'altro la sua scelta di una causa precisa a favore dei poveri, a favore degli umili, a favore dei colpiti dalla guerra, tanto che ha preso decisione anche contro il governo. Ed è stato proprio lì che anche la Chiesa ha avuto qualche sospetto, perché sembrava non conveniente, ma lui ha voluto sfidare qualsiasi rischio, ed era appunto il rischio della sua stessa vita, come si è visto. La data 24 marzo è quanto mai significativa, è la data del martirio di Monsignor Romero, dunque sarà un modo speciale per ricordarlo. Certo, lui è stato ucciso mentre celebrava la Santa Messa, e il modo per ricordare questo è quello di colpire l'anima della gente, cercare di tirarla fuori perché senta qual è stato veramente questo momento drammatico. E sabato 23 marzo alle 21 l'opera verrà presentata anche nella sala convegni del Centro Benedetto Acquarone a Chiavari. Si è svolta a Rapallo la 7ª edizione del trofeo Chiara Rama, ospitato dalla società sportiva Rapallo Nuoto nella piscina di San Pietro di Novella. In vasca bambini e ragazzi per le gare di nuoto, ma anche una dimostrazione di salvamento e lo staffettone sia per i ragazzi che per gli atleti master. L'incasso della manifestazione è stato devoluto al Fondo Chiara Rama a sostegno di un progetto specifico per il guscio dei bimbi, la struttura interna all'Istituto Giannina Gaslini di Genova che offre cure per i piccoli pazienti con patologie inguaribili.
non si riesce ad entrare nelle gradinate in piscina qua a Rapallo. E il merito di questa cosa qui non è del Fondo Chiararama, il merito di un tale successo di questa manifestazione è del Rapallo Nuoto, dei signori Martini in particolare, che si sono fatti in 4 per mettere in piedi questa bellissima cosa. 280 bambini in gara, con 800 presenze gara, più lo staffettone dei master, più le prove di salvamento, quindi una cosa veramente stupefacente. Non c'era modo migliore per ricordare Chiara, ecco. Assolutamente no, visto quanto Chiara era legata al mondo del nuoto. Qua ho reincontrato nelle persone che sono o nel pubblico o nei partecipanti alle gare del master, amici ed amiche di Chiara dei vecchi tempi che continuano a essere legatissime a noi, al nostro fondo, e che continuano a essere presenti ed aiutarci in tutte queste cose. La Fondazione Chiararama da anni aiuta l'istituto e in questo ultimo periodo ha preso in adozione il Guscio dei Bimbi, quindi collabora con noi per quanto riguarda un progetto di supervisione psicologica sia per quanto riguarda i pazienti ma soprattutto per quanto riguarda il personale che è impegnato in questa attività. Si tratta ovviamente di un'attività ad alto impatto emotivo, capite, lavorare con questi bambini e con queste famiglie ha un impatto molto importante e quindi è necessaria una supervisione. Grazie alla Fondazione Chiararama avremo la possibilità di avere uno psicologo che si prende cura di chi cura i bambini. Noi devolveremo l'incasso delle gare, dei programmi, di tutto al Fondo Chiararama che a sua volta lo girerà al Gaslini di Genova. Siamo riusciti a fare nostra, tra virgolette, questa manifestazione perché era da un po' di anni che non si faceva più, l'abbiamo ripresa l'anno scorso con Paola Rama e abbiamo messo in su un bel giocattolo soprattutto per i bambini, per i più piccoli, per quelli che non hanno la possibilità di gareggiare già nelle competizioni ufficiali della FIN. Verrà riaperto lunedì il passaggio pedonale di Vico Malpertuso a Chiavari. A seguito dei lavori di pulizia che hanno interessato il canale delle acque piovane, in queste ore si sta sistemando la pavimentazione del passaggio pedonale che collega il marciapiede di Via Entella con Largo Pessagno, la piscina comunale e le scuole della zona. Lunedì il cantiere occuperà alcuni parcheggi della via per permettere ad Iren Acqua Tiguglio di procedere con lo spostamento del tubo dell'acquedotto che continua a intralciare il corretto deflusso delle acque bianche. Prevista la rottura del manto stradale, la modifica della tubazione e la conseguente pulizia dell'ultimo tratto di condotto dai detriti. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola non solo italiani, cittadinanza in premio al ragazzo eroe del bus incendiato dall'attentatore, ma nato e cresciuto in Italia. Non lo era anche prima di fare la telefonata, si domanda Avvenire. Salvini e Di Maio sono favorevoli alla concessione della cittadinanza. L'inchiesta è stata un'azione premeditata e l'autista cerca di difendersi, non volevo morti. La fotonotizia nella pagina di Avvenire, nella prima pagina, scoperto un patto tra una loggia massonica e la cupola nel regno del boss Messina Denaro, 27 arresti, questo proprio nel giorno dedicato alla lotta contro le mafie. Nord in marcia con Libera per fare muro contro le mafie. E poi la visita di Xi Jinping in Italia, la Cina è più vicina, la Brexit più lontana. Il presidente cinese è in Italia, Bruxelles invece concede più tempo a Londra. La Brexit è stata rinviata al 22 maggio, 4 giorni prima delle elezioni europee. India, uteri in affitto ed embrioni in valigia, arrestato a Mumbai, e poi corruzione a Roma, nuovi guai per il Movimento 5 Stelle, indagato Frongia, ex braccio destro della sindaca Raggi e assessore allo sport. Andiamo alle pagine interne di Avvenire, le regionali in Basilicata, l'ultima sfida nel Texas d'Italia, domenica al voto, round finale prima delle europee di maggio e corsa a 3, oggi gli affondi dei leader, il centrodestra unito ci riprova nella regione rossa post Pittella, lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, lista più in crisi.
Andiamo sul secolo XIX, la prima pagina, Di Maio, sicurezza, copiamo gli Stati Uniti. Un'intervista concessa alla Stampa, che viene appunto riportata anche dal secolo XIX, dopo il caso dello scuolabus di Milano, intervista con il vice premier Movimento 5 Stelle, che propone addirittura di cambiare il modello Salvini, cioè il decreto sicurezza che è stato appena approvato. Serve più prevenzione, creiamo un coordinamento tra ministeri e servizi come la NSS americana. E intanto Xi Jinping sbarca a Roma, ma il vertice con l'Europa lo farà a Parigi. Vediamo alcuni commenti. Stefano Stefanini, l'importanza di parlare anche dei diritti umani e il fronte delle aziende, da Esaote all'acciaio e business sulla rotta tra la Liguria e la Cina. Rimaniamo in Liguria, elezione a Recco, centrodestra e centrosinistra si sdoppiano, le amministrative nel Levante vedono 2 candidati per entrambi gli schieramenti. E poi prosegue la raccolta fondi a favore della ricostruzione del Covo di Nord-Est, tra i primi sostenitori anche Spinelli e Kosulic. Andiamo nel Levante, auto contro muletto della potatura, 2 feriti gravi in viale Casman, nell'incidente coinvolti 2 uomini 69 e 77 anni di Levi, ricoverati all'ospedale di San Martino in condizioni critiche. La strada chiusa per ore per effettuare rilievi, pesanti ripercussioni naturalmente sul traffico cittadino. L'ipotesi dei vigili urbani di Chiavari, un malore alla guida e si verifica adesso la segnaletica. Andiamo ad altre notizie sempre dal secolo XIX, in migliaia sgomenti per l'addio a Gaiaschi, il saluto dei Massari, la divisa dell'Alcione Basket sulla bara, i volontari del soccorso, i sestieri, commosso anche il parroco, Don Stefano Curotto, che dice: nel nostro cuore la domanda di tutti è una sola, perché? Per gli aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi è pronto Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Subito un aggiornamento di cronaca perché è in corso un incendio nel comune di Varese Ligure. Non si sanno ancora i dettagli su questo rogo divampato da questa mattina, e su Chiavari sta volando in questi minuti un Canadair che si sta rifornendo per spegnere le fiamme che stanno divampando. Ricordiamo che è in vigore il divieto di accendere roghi, il provvedimento preso dalla Regione Liguria proprio per le condizioni di particolare secchezza del terreno e la mancanza di piogge che ormai si sta protraendo da diverse settimane. È in corso anche sotto controllo, ma continua a dare qualche problema, l'incendio invece che si è sviluppato nei giorni scorsi sulle alture di Voltri. Anche qui sono in corso le bonifiche e ci sono ancora roghi che stanno bruciando al di sotto del sottobosco, per cui l'attenzione rimane molto alta anche nei confronti di questa situazione. Vi daremo comunque ulteriori aggiornamenti in merito all'incendio che, lo ricordiamo, si sta propagando nel territorio boschivo del comune di Varese Ligure proprio in questi minuti. Dalla redazione è tutto. Grazie, terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. La prossima andrà in onda alle 19:15. Vi ricordo l'appuntamento alle 21:10 con la rubrica di cronaca diocesana Noi Chiesa. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.